Luca Parlatini, oggi avete ottenuto una terza vittoria consecutiva in un match che alla vigilia sembrava più facile, ma che oggi vi hanno messo in gravi difficoltà le ragazze del Bedisole. Sì, è una squadra giovane che se la lasci giocare ti mette in difficoltà. Noi abbiamo fatto un primo set andando piano, con tanti errori gratuiti, facilitando il loro gioco, e quando giocano con palla in testa diventano una squadra comunque pericolosa e temibile. Hanno fatto un gran primo set, poi dal secondo abbiamo iniziato a imporre noi il nostro gioco, l'abbiamo tenuto 2-7 e un quarto, e appena abbiamo calato un po' loro ne hanno approfittato. Però era una partita dove tenendo noi il livello alto e dando noi il ritmo avremmo avuto meno difficoltà. Appena questa cosa veniva a mancare il loro gioco veniva fuori, e quindi è diventata una partita combattuta. Comunque il buon gioco si è comunque visto anche oggi, perché nonostante il primo set, come hai detto, in cui avete sofferto tanto per i tanti errori e lasciandoli giocare, comunque dal secondo avete iniziato a ingranare e abbiamo potuto vedere le belle cose che si sono viste sia con l'Atta che con Crema. Sì, oggi rispetto alle altre partite l'abbiamo fatto a tratti, rispetto alle altre due. Nelle altre due gare invece siamo riusciti a tenere un livello alto per 3 set. Questo deve essere il nostro obiettivo, cioè fare il nostro gioco, tenere il nostro livello per tutta la gara e poi vedere come va. Non possiamo permetterci questi cali qua. La prossima giornata torniamo all'Arena Biancorossa dopo 2 trasferte consecutive e andremo a affrontare una squadra che in classifica è messa abbastanza bene come Lecco, e quindi sarà un grande banco di prova per vedere se nel nostro gioco stiamo continuando sulla giusta strada. Sì, per noi era importante respirare a livello di punti e di classifica, e questa cosa si è sommata a un gioco che nelle ultime 2 gare e a tratti oggi sta facendo vedere belle cose. Sarà un bel test quello di Lecco, lo dobbiamo vedere come tale, nel senso che la partita la vince chi ci crede di più, chi ci mette più cuore, chi ci mette più grinta e chi gioca meglio. Alla fine è quello che conta. Noi dobbiamo tenere il nostro ritmo e imporlo con chiunque abbiamo dall'altra parte. Bene, grazie Luca, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a te.